possa migliorare. Giornate intense di appuntamenti in prossimità delle festività natalizie per l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Questa mattina, tra i numerosi incontri, quello con gli operatori dell'informazione, i gruppi e le associazioni di volontariato cattolico. Nella sala Giovanni Paolo II del Palazzo Arcivescovile, scambio di auguri e la consegna di doni. In un periodo di grave difficoltà economica e diffuso disagio sociale, l'arcivescovo Montenegro ha esortato a non perdere la speranza, ad avere fiducia nel futuro e ai giornalisti a cui ha affidato il delicato compito di raccontare quanto avviene, di dare la notizia evitando eccessive esasperazioni che possono rivelarsi dannose, guardando anche agli aspetti positivi che devono aiutare ad andare avanti. Siate sempre dalla parte della verità, che le vostre comunicazioni riescono davvero a caricare, così come è stata la parola del Padre, a caricare la gente di tanta speranza. È vero che il giornalista deve fare la sua parte, però un giornalista deve saper guardare dalla parte del buio e dalla parte della luce, perché se continuiamo a guardare solo buio le ruote si sgonfieranno per tutti, mentre invece aiutati da voi a guardare anche il positivo ci regaleremo speranze. Dall'arcivescovo di Agrigento l'appello e l'incoraggiamento ai giovani a credere in se stessi, nei loro talenti e alla città tutta di reagire alle difficoltà. La rassegnazione, ha affermato Monsignor Montenegro, non aiuta a migliorare le condizioni di vivibilità. La città non la fanno soltanto alcuni, la città la facciamo tutti. E allora se ognuno di noi si sente responsabile di questa città, per forza le cose cambieranno. Se facciamo tutti gli spettatori, incaricando solo qualcuno, la delusione può darsi che prenderà il sopravvento. Chiediamoci, e ognuno se lo chieda, io cosa posso fare perché qualcosa cambi? Se già cambia, dico spesso, il pezzettino di marciapiede che occupo, già è una città che diventa più bella. Cosa l'ha rattristata di più in questo anno che sta per lasciarci? Motivi di tristezza ce ne sono tanti, vedere un po' cadere questo territorio, sentire che siamo ultimi della fila, vedere che tanta gente sta perdendo il lavoro, sentire che tanti giovani decidono di partire, vedere gli anziani che si sentono emarginati, i bambini che non sono protagonisti, gli immigrati che non trovano posto. Purtroppo le pagine scure sono tante, ecco perché c'è bisogno di chi scrive pagine positive, perché quella storia si incroci con questo. È il Vangelo che dice che la luce è venuta. Il buio cercava di non accoglierlo, ma la luce la spunta sempre sul buio.